Siamo a conclusione di una giornata importante, il varo del pattugliatore P04 OSUM ammiraglia del Corpo della Guardia di Finanza. Le conclusioni di questa giornata, Presidente? È una giornata particolarissima, tutti i vari che sono il battesimo delle nuove unità sono sempre delle cerimonie molto toccanti e molto particolari. Questa lo è a maggior ragione perché si tratta effettivamente dell'ammiraglia della Guardia di Finanza, è un'unità più grande, sarà destinata sicuramente a missioni impegnative e segue comunque una bellissima esperienza che abbiamo fatto ancora nel 2013 con le 2 classi Monti, con la stessa struttura, con la stessa architettura. È una riconferma molto evidente della fiducia che la Guardia di Finanza italiana ripone nella nostra struttura, nella nostra organizzazione, e voglio sottolineare soprattutto nelle nostre maestranze, che poi sono il cuore vero, il cuore pulsante della nostra attività, quella che ci permette di distinguerci per qualità di lavorazioni, ma io insisto anche per passione, per un sentimento che anima tutti i nostri lavoratori e fa sì che queste unità si riconoscano per qualità e per stile, direi, in tutto il mondo. Il generale Zaffarana, che si è appena congedato, ha detto che c'è un progetto più ampio che si sta portando avanti, quindi è una giornata più che un traguardo, è una partenza. Io me lo auguro, chiaramente tutti i risultati vanno guadagnati. Noi siamo stati assegnatari di questa commessa perché abbiamo vinto una gara internazionale, quindi non è stato un regalo, non è stata una concessione, e così sarà per il futuro. Quindi per il futuro dobbiamo dimostrare di essere dei partner affidabili, dei partner validi tecnicamente, e questo è quanto, insomma, che si aspetta, ciò che si aspetta la Guardia di Finanza e ciò per il quale noi ci daremo anima e corpo per poter riconfermare e poter meritarci questa fiducia che la Guardia di Finanza ripone in noi e ha riposto in noi. Beh, siamo tutti molto orgogliosi per avere oggi la disponibilità di questa nuova unità navale che sarà l'ammiraglia della flotta della Guardia di Finanza, e che devo dire è un capolavoro dal punto di vista tecnologico, e quindi siamo tutti molto felici di poter avere adesso anche tra le nostre unità navali questa nave, la nave OSUM. Che ha un nome anche impegnativo. Beh, è un nome impegnativo perché è stato un luogo, un fiume in Albania dove la Guardia di Finanza ha combattuto nella prima e nella seconda guerra mondiale, quindi è sicuramente un nome che ricorda gesta epica dei finanzieri della Guardia di Finanza. Grazie. È un'emozione immensa perché dietro un varo c'è tutta una lavorazione di tutti i miei operai, guardare fino ai minimi particolari che non possa succedere anche in fase di sicurezza, e che la nave riesca a scivolare bene in acqua. C'è tutto lo studio del varo, è tutto uno studio fatto a tavolino e per fortuna è andata tutta bene, come sempre. La bottiglia ha fatto il suo dovere. Da dove viene? La bottiglia ha fatto il suo dovere, arriva da Venezia, da Murano. Usiamo bottiglie a cristalli finissimi per non incorrere l'inconveniente della non rottura che può portare sfortuna alla nave. E invece è andato tutto bene, sì. Sindaco, è una giornata importante per Adria e anche per tutto il Veneto. Una soddisfazione enorme, è veramente una delle eccellenze, come hai detto bene tu, regionali, ma direi nazionali e internazionali. Ci sono tantissime autorità ed è un riconoscimento per il nostro territorio e per la famiglia Duò, che veramente da tante generazioni ha costruito, ecco, questa cosa bellissima per tutto il Polesine e Adria.
È una giornata importante per l'imprenditoria polesana e veneta. È una giornata importantissima, oggi viene varato l'ammiraglia della Guardia di Finanza, un grande privilegio per un cantiere navale che primeggia in Italia ed è fra i primi in Europa, quindi oggi è una grande giornata. Sicuramente questa è una delle realtà più importanti a livello nazionale, siamo orgogliosi che il Polesine sappia esprimere con le proprie rappresentanze d'impresa delle realtà come questa. Tra l'altro dobbiamo ricordare anche il ruolo importantissimo che la cantieristica ha a livello dei rapporti internazionali e delle capacità di intervento delle nostre forze di sicurezza. In particolar modo questa nuova infrastruttura, questo pattugliatore aiuterà e renderà possibile il servizio appunto di controllo del canale di Sicilia per la nostra Guardia di Finanza, e quindi un ausilio indispensabile in un momento come questo dove ci sono delle tematiche internazionali connesse ai flussi dell'immigrazione che vanno assolutamente gestite in modo appropriato, e quindi siamo orgogliosi che l'industria polesana possa dare un contributo in questo senso. Siamo con Angela Fiorella, la madrina del varo del pattugliatore P04 Osum, che è l'ammiraglia del corpo della Guardia di Finanza. Che emozione ha provato? Per me è la prima volta di questo varo e sono felicissima di aver partecipato al varo di questa barca, che è l'ammiraglia della Guardia di Finanza, quindi è la prima volta che partecipo a questo varo e sono emozionata, è una grande emozione partecipare a questo evento.